Davanti al PM per convincerlo a non chiedere il rinvio a giudizio. Sono iniziati e proseguiranno almeno per 2 settimane gli interrogatori nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta sui presunti falsi invalidi, ribattezzata la carica della 104. Il PM Andrea Maggioni nelle scorse settimane ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 80 indagati. Si tratta di medici e presunti falsi ammalati. Entro i 20 giorni previsti dal codice, circa la metà degli indagati hanno chiesto di essere sentiti per tentare di chiarire la propria posizione ed evitare la richiesta di un rinvio a giudizio. Concluso il ciclo di interrogatori, si decideranno le posizioni nei cui confronti chiedere il rinvio a giudizio. Un'inchiesta che coinvolge a più riprese almeno 250 persone, ma nella capitale dei malati immaginari Agrigento ottiene trasferimento vicino casa solo chi ha la 104, ovvero che è ammalato o finto malato. Cavolo, devo provarla prima. No! Buongiorno, Buongiorno, sono Alberto Colombo. Borghetti. Voleva vedermi? Vorrei sistemare qualche dettaglio in merito alla sua domanda di trasferimento. Prego. Da quanto tempo è disabile, dottor Colombo? Non è facile per me parlarne. Ero molto piccolo e il ricordo è sfocato, mi creda. Rivivere quel trauma è terribile. Sono spasmi muscolari. Passato. Una semplice verifica purtroppo necessaria perché abbiamo spesso a che fare con dichiarazioni false per ottenere sedi ambite a Milano. Ah sì? Già, succede molto spesso. Che vergogna. Ma non è il suo caso, dottor Colombo. Si troverà bene a Milano. Grazie. Bene, non voglio disturbarla ulteriormente. Non mi disturba affatto. Arrivederci, signor. Basta un semplice diabete o un'altra piccola patologia personale per scavalcare in graduatoria anche chi ha un figlio o un marito disabile gravemente invalido. Ed anche se la giustizia ha ancora tutto da dimostrare, sicuramente sta lavorando su nuovi casi. Infatti pochi giorni fa nuovo blitz prima della Digos e poi della Guardia di Finanza negli uffici del provveditorato agli studi di Agrigento per acquisire incartamenti e documentazione varia su docenti che hanno richiesto la 104. E questo a seguito di nuove esposte e denunce presentate da colleghi che gridano giustizia.